ragazzi, tutti come Veneziano, Fishing Planet, siamo a livello 17, sono andato leggermente avanti. Siamo in Florida e dobbiamo riuscire a pescare i peacock bass, ma adesso che sono a livello 17 sono riuscito a comprare le nuove esche, le large minnows, e quindi possiamo provare gli unique ragazzi, cioè, che arrivano anche a 4 kg, sarebbe bellissimo. Chiaramente ho cambiato le attrezzature, adesso canne veramente di alta classe come indiana. E niente fiori, vediamo cosa riusciamo a combinare. Io direi di partire. Andiamo qua. E vediamo cosa riesce a combinare il comandone, che finalmente è arrivato a livello 17. Porca vecchia. Perfetto. Però vediamo una cosa. Sì, è consigliabile andare dalle 4 alle 7. Ok, 16. Ok. E andiamo ragazzi, rock and roll. Vediamo se riusciamo a prendere un unique. Finalmente siamo con le large minnows, che ho pescato insomma per un bel po' con le small, che puoi prendere sì dei butterfly peacock bass, ma non quelli super grossi. Vediamo se ho fortuna e se riusciamo. Ragazzi, io sto gioco provo a riproporlo in un video, ma cioè, sembra noioso, ma non lo è ragazzi. Cioè, la pesca è stupenda, cercare di trovare la strategia migliore, cambiare le montature, allungarle, accorciarle, cambiare la molesca, cioè a seconda del tempo, se è nuvoloso, se piove, cioè, sono cose non da poco ragazzi. Cioè, è chiaro che è un gioco magari più alla franca, appena preso un unique da 4.1, porca troia. Siamo con il bombardone, siamo. Adesso vediamo, primo tiro che ho fatto in assoluto con la nuova esca, insomma, con la esca che ti dà la possibilità di prendere i bestioni. Vediamo un po'. Vediamo un po' se il Cume riesce a portare a casa un uniques. Ecco, sta cominciando a mangiare. Come potete vedere a destra sull'indicatore, il galleggiante si muove quando dallo strattone decisivo e va giù nella maniera perfetta. Devo dare il colpetto. Dai, mangia, puttana. Dai, vecchio, su. Dai, porco, dai. Dai, fio della mignota. Ecco, adesso non mangia più, per esempio. L'hai rifiutata il porco. Dai, dai. Lui usa 40 centimetri. Sto guardando che fatalità questo ha preso un unique. Vabbè, adesso vediamo. Di solito con lo small, con l'esca più piccola, prendi subito. Fa più selezione questa, probabilmente. Fa più selezione sta puttana. Yes! Prima mangiata, ragazzi. Prima mangiata. Vediamo cos'è. Speriamo sia una bella bestia. Speriamo sia una bella bestiolina. Dai, Cume. Dai, Cume. Vediamo se tira, non spostarti troppo. Dai, Cume, dai. Troppo velocemente l'ho tirato su, vediamo. Non è forse un trophy, speriamo. Yes, trophy, butterfly peacock. Oh, yes, 2,5 kg. Ma non è l'unique. Non è quel porco. Voglio l'unique in vero inglese, fioi. Là è la zona dei peacock, dei maledetti peacock. Dai. Vediamo se riusciamo a vederne uno in diretta, perché anzi, c'è più selezione, quindi i pesci arrivano con più ritardo rispetto magari a un'esca più piccola dove mangiano quelli, diciamo, i pavarottini, come li chiamo io.
Ah. Dai, vecchio mio, dai. Dai che sta mangiando, dai che sta mangiando. Dai, porca, mangia. Dai, Butterfly Peacock Bass. Dai, voglio il primo first unique in the game, voglio. Dai che sta mangiando, però ancora non è convinto. Non è convinto. Yes! E adesso vediamo. E adesso vediamo. Vediamo, però lo sto tirando su abbastanza tranquillamente. È vero che ho una canna bestiale, che insomma anche un 4 kg non lo senti più di tanto, però mi sembra troppo veloce. Forse non è neanche un trophy questo. No, meno male, è un trophy 2-2 però, un trophy molto molto basso. Un trophy molto basso, Cube, molto basso. Cazziamolelo là. Il Cume è a caccia, ragazzi. Il Cume è a caccia di Unique. Nel top English comendiano. Dai, regalami un super Peacock. Sono un casino i Peacock. Anche il nome è bello, Butterfly Peacock. Adesso sono in arrivo altri aggiornamenti, ragazzi, con un nuovo, diciamo, una nuova riserva di pesca. E io spero anche i tornei, cazzo, perché cosa sta mangiando? Che sarebbe, cioè, è bello fare i tornei multiplayer, deve essere una roba assurda. Io capisco che magari può essere anche una spesa, perché è chiaro che bisogna, cioè, non nego che bisogna comprare qualcosa per avere il gioco nella sua completezza, però se per una volta al posto magari di giochi di calcio, sport, simulatori, giochi FPS, se per una volta io ci scommetterei su un gioco così, perché è diverso dal solito, ti rilassa, è bello, bisogna usare anche un po' di astuzia per capire un po' comunque le strategie e come pescare in quel determinato momento, cioè io ve lo consiglio, Fioi. Ma sta già rifiutato sto fio della mignotta. Dai, mangia, mangia. Dai, cazzo. Yes! E adesso vediamo. Mm. Di primo acchito non sembra una bestia. Di primo acchito non sembra una bestia. Magari può essere anche stupido e venire verso di me. Chi lo sa. Vediamo. Niente da fare. Un trophy da 2 e 2.